Allora, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra, nel senso, a parte i miei capelli, che non quadrano molto oggi, perché li ho lavati ieri sera, sono andata a dormire, poi mi sono alzata e erano così, e così sono rimasti, io non sto a pettinarli o come sono rimangono, cioè, vabbè, sono arrivata, c'è qualcosa che non quadra, perché sono arrivata qua a casa, corrente non ce n'era. Io avevo lasciato la TV accesa oggi per i gatti, tutto spento. Ho detto, boh, sarà saltato il canale. No, effettivamente poi mi sono accorta che mancava proprio la corrente. E non capisco questa cosa, perché non c'era niente di attaccato, niente. E non è saltato il salvavita, è giù il generale, contatore normale. Per cui non è la prima volta che succede, secondo me qualcuno si diverte a fare gli scherzetti. Vabbè, questo, con questo, che figo questo telefono, mette a fuoco anche le cose da vicino, più o meno. Oh, che meraviglia! Comunque, questo qua, un pezzo di corteccia, era qui. Hanno giocato abbastanza e hanno giocato anche con un pezzo di carta della bustina del tè, questo, e i tappeti sono tutti in giro. Gatti, questo c'era. Qualcuno sa qualcosa? Mi guardano come per dire no. Noi non siamo stati. Ecco Pepe è partito. Vabbè, niente, dai. Sistemo perché devo pulire un po' il grosso, perché tra un po', non tantissimo, mezz'ora massimo, dovrebbe arrivare il tecnico per internet perché non funziona, è da metà dicembre più o meno che non funziona. Sì, è un mesetto sicuro che non abbiamo internet di casa e usiamo il mio della Vodafone. Tante volte lascio il mio telefono qua a casa così Franz si può guardare la TV e, e niente, usiamo la connessione la mia del telefono. Però insomma era da far sistemare anche questo internet, insomma, quindi oggi arriva il tecnico dopo tanto perché io ho fatto tardi la segnalazione, diciamo, di sto guasto. E anche quella è una cosa che non mi spiego, sinceramente. Comunque sì, vi dicevo che appunto deve arrivare sto tecnico, quindi devo dare una pulita velocissima. Tanto poi dovrà andare avanti e indietro, quindi... Ma almeno togliere la polvere, lo schifo della polvere. Visto che sono partita a fare questo lavoro, sto sistemando la muffa. Guardate che meraviglia! L'altro giorno mi si è rotto il mocio, quindi adesso utilizzo questo sistema. Così, come si fa anche in alcuni alberghi, fanno così, sappiate? Questo, che le pulizie dei pavimenti vengono fatte anche così. Alcuni non usano il mocio, usano questo. Vi dico questa cosa perché è successa a me lavorando in albergo. Spruzzano il detersivo super profumato per terra, prendono uno straccio, fanno così, uno straccio bagnato semplicemente e puliscono così. Così rimane profumo, pulito non è pulito. Però sappiate che negli alberghi fanno anche questo. Dai, questo è l'unico sistema che ho e quindi non sono ancora andata a comprare il mocio nuovo, quindi faccio così. Per fortuna c'è bello caldo e quindi posso tenere tutto aperto. E i gatti sono rinchiusi di là. Qua ha sistemato, funziona tutto e abbiamo di nuovo internet di casa. Sì! Che cielo oggi pomeriggio. Che bello. Ma che foto figa viene qua, cioè illuminata dal cielo, pieno di cani che abbaiano. Ciao Arthur, adesso arrivo. Sto bene con i capelli così gonfi, peccato che non siano mai così. Arthur,
Adesso vedo se riesco ad aprire queste cavolo di finestre. Non c'è vento oggi, no, perché tocca aprire a metà gli scuri perché altrimenti sbattono. È una cosa che non sopporto quando sbattono. È che ieri c'era vento fortissimo, ieri proprio fuori dal normale. Oggi c'è un po' d'aria, ma non c'è il vento di ieri. Che belli i raggi così. Ah, illuminata. Comunque non sto benissimo. Oggi mi sono svegliata con un mal di testa, una cosa fuori dal normale e anche nausea, tanta nausea stamattina. Poi purtroppo io sti mal di testa qui non ci posso fare niente. Comunque poi è migliorato, cioè il fattore nausea è migliorato durante la mattinata. E poi mi è rimasto il mal di testa nonostante io abbia preso l'occhi, ma vi faccio vedere la condizione del tappeto. Questo è Pepe che fa queste cose, è Pepe. Ah, il tappeto, quello piccolino, così. Questo è Pepe, a parte lo sporco che c'è per terra, qua è normale. Oggi è bello, come ieri, il sole è ancora bello alto e niente. Cosa state facendo voi due? Ehi, ehi, c'è una fogliolona. E sono dei catturafoglie loro, soprattutto Pippo. So che fuori è tutto sporco, tutte le ciabatte piene adesso. Ecco, tutto che fa sticker shock. Che fastidio. Qui mi è arrivata roba di Shein in questo pacco qui. E poi lì c'è l'aspirapolvere e lì ci sono delle mascherine. Ho anche già acceso il fuoco. Così, no? Giusto perché oggi vorrei andare a fare un po' di spesa. Non sono proprio tanto dell'umore, sono abbastanza... sono proprio fiacca, stanca. E quindi non sono tanto in vena di andare a fare la spesa. Però, dobbiamo andare, no? Se no, non si mangia. Effettivamente qua non si mangia perché c'è veramente poca roba. Cioè non c'è quasi niente. Quindi... oh, ce la posso fare a aprire sto coso. Non so neanche se siano quelle col certificato giusto, non lo so, io le ho comprate. Sono in la versione da bambini, la versione piccolina, perché io ho la faccia piccola e le maschere, quelle per adulti, sono troppo grandi. E quindi vorrei aprire senza distruggere la scatola, ma penso distruggerò la scatola. Chissà di sì. Comprate nere e sono proprio piccole per la mia faccia, giuste, perfette. Perfette. Ma sono confezionate 1, 2, 3, 4, 5 a busta. Se vi interessano, hanno anche questi per regolare dietro le orecchie praticamente, e che a me non serviranno. No, a me non servono, sono troppo strette così. Vabbè, basta toglierlo. E questa la userò dopo. All'interno sono bianche. Vabbè, ho comprato queste mascherine, quindi adesso vado a metterle via, queste da buttare. Io usavo queste qui, ma non ci sono più, non sono più disponibili. Ho visto online. Sono qua. E quindi ho comprato queste, quelle che ho trovato. Sabato sera, adesso mi do una mossa, sono già le 10:30 passate. E mi do una mossa, vado a darmi una lavata. Cosa posso raccontarvi? Che sono stata a fare la spesa alla fine. È che sono di umore proprio, cioè, essendo stanca, sono anche di umore non tanto buono, ecco, mettiamola così. Per farvi rendere conto, ieri ho lavorato, cioè ero alle 8 di sera più o meno, ero ancora al lavoro, dalle 6:30 di mattina a 6:20, ecco. E sì, sono riuscita a fare un'ora di pausa, però sono stata fin quasi alle 8 di sera in ufficio, perché ieri è venuto il tecnico a cambiare il computer
computer, poi c'era la connessione e abbiamo fatto un buco nella parete per mettere il cavo, per mettere l'antenna per internet, perché lì internet non prende. Insomma, poi ho pulito dove da anni non veniva fatta una pulizia seria, quindi insomma ci è voluto del tempo ieri e ora che ho installato tutto, alla fine le ore sono volate. Ecco, oggi per fortuna andava tutto e boh, dai, sì, avevamo fatto le prove ieri, però insomma non si sa mai. E no, oggi andava tutto, era tutto a posto e quindi sono stanca anche per quello, perché ieri è stata stressante, cioè è stato impegnativo di testa, no? E veramente questo lavoro, non lo so, non so quale lavoro io preferisca, se questo o fare pulizie. Da una parte questo, da una parte fare pulizie. Non lo so, in tutti e due hai una responsabilità, chiaramente. Non so quale preferire, sinceramente. Adesso ormai sono 2 anni che faccio questo lavoro da impiegata e non mi dispiace, però io sono più per lavori attivi. Impiegata sì, lì ferma davanti a un computer. Sì, poi mi alzo, esco, faccio anche altre cose, però bene o male l'impiegata è quella. Invece le pulizie è un lavoro molto attivo, cioè non stai mai fermo. Da una parte mi manca quel lavoro, mi manca il fatto di muovermi tanto, di comunque mantenermi anche in forma lavorando e vabbè, non so, ogni tanto ci ripenso a questa cosa. Comunque io credo di finire questo vlog. Salute. Credo di finire questo vlog senza il credo, mi sa che sì, finisco qua questo vlog e faccio una chiusura. Ah, una chiusura vlog che è stranissimo per me farla, e di solito ve li lascio sempre così, vi lascio in sospeso in ogni video, invece questa volta voglio chiudere. Chiudiamo baracca, burattini e andiamo a dormire. Io vado, ci riaggiorniamo in un prossimo video. Ciao! I feel like I'm in a cage. The walls, they keep closing in. I need a place where I can breathe. Oh yeah, yeah, yeah. Let me swim deep, find a better way. Something to light up a spark again. So lift me up to a higher state. Oh yeah, yeah, yeah. It's time to say goodbye.